Inaugurato il campo polivalente coperto a Palma di Montechiaro, intitolato alla memoria del sindacalista ucciso Placido Rizzotto. Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell'Interno e destinato alle aree periferiche che hanno necessità di strutture sportive per uscire dalla loro marginalità territoriale. Presenti all'inaugurazione le autorità locali, il prefetto Maria Rita Cocciufa, il questore Rosa Maria Raci, il comandante dei carabinieri Vittorio Stingo e il rappresentante del governo regionale, l'assessore agli enti locali Marco Zambuto e il nipote di Placido Rizzotto che porta lo stesso nome. Oltre che alle rappresentanze scolastiche palmesi e alla squadra di pallamano femminile, la Gattopardo, che avrà così finalmente un campo su cui potersi allenare e disputare le partite del campionato di Serie A2. Nel corso della manifestazione anche la collocazione di una targa in memoria alla vittima innocente di mafia, Placido Rizzotto. Nel corso dell'evento anche un'esibizione della neosquadra e per finire il lancio dei palloncini da parte di alcuni bambini. Un momento veramente emozionante, storico. Oggi inauguriamo questo campo coperto polivalente che da oggi si chiamerà il Rizzotto, dedicato a Placido Rizzotto, alla presenza delle massime autorità provinciali, Sua Eccellenza il Prefetto, la signora Questore, il colonnello dei Carabinieri e il comandante della Capitaneria di Porto. Palma ancora una volta testimonia la sua volontà di cambiamento, di aver intrapreso quel percorso di rinascita sul quale non possono esistere tentennamenti. Oggi in una periferia della città abbiamo realizzato un presidio di cultura, legalità e di aggregazione sociale. Viva Palma di Montechiaro! È una struttura bellissima che è realizzata in una periferia proprio per valorizzare la periferia e renderla fruibile ai cittadini di Palma di Montechiaro. È un luogo assolutamente adatto a svolgere percorsi di legalità, perché qui si farà sport e i ragazzi impareranno le regole, impareranno il rispetto e queste sono le cose che vogliamo, è il messaggio che vogliamo trasmettere ai ragazzi che frequenteranno questa struttura, tra l'altro intitolata a Placido Rizzotto, che non ha bisogno assolutamente di commenti. Una bella giornata per Palma di Montechiaro, una giornata che anche da esempio per tutti gli enti locali, nonostante tutte le difficoltà che ci sono di ordine burocratico, di ordine amministrativo, poi alla fine la perseveranza premia. Oggi regalare, donare al territorio una struttura sportiva di questo tipo è un momento di festa, ripeto, non soltanto per Palma di Montechiaro, ma fa da esempio anche a tutti gli altri amministratori che ogni giorno sono impegnati quotidianamente con 1000 problemi. Fa da esempio questo per andare avanti e riuscire a dare ai territori tutto quanto i territori aspettano. Ecco, che effetto fa avere dedicato la struttura qui a suo fratello? Molto orgoglio da parte nostra per questa decisione, per questa cosa, perché è una struttura che è rivolta ai giovani e quindi darà modo a chi frequenta questa struttura di interrogarsi su chi era questo personaggio e quindi interessarsi alle storie di legalità. Lo sport con la legalità si sposa, perché lo sport è, oltre che educazione fisica, è anche educazione al rispetto delle regole, al rispetto dell'avversario e quindi diciamo anche una scuola di legalità. E pertanto che Placido Rizzotto possa essere utile a questa causa è una cosa che ci riempie di orgoglio.